Quello che noi oggi abbiamo fissato al suolo è un simbolo che abbiamo messo a difesa, a guardia di questo territorio, a guardia di tutta la Sardegna, per impedire che su questa terra, su questa nostra nazione sarda, venga costruita una centrale nucleare o ancora peggio un deposito di scorie radioattive, per impedire che questa terra diventi la pattumiera in mezzo al Mediterraneo, la discarica di mezza Europa. Questo noi non lo possiamo accettare e soprattutto questa giornata rappresenta un passaggio, rappresenta una consegna di una responsabilità generazionale che noi oggi ci dobbiamo assumere per dire che non accetteremo mai che interessi estranei a questo popolo, estranei a questa terra vengano imposti ancora una volta in Sardegna su una terra che ha già pagato un altissimo prezzo in termini di danni alla salute e di occupazione del territorio, prima con le servitù nucleari, con le servitù industriali, che oggi sappiamo benissimo che fine sta facendo la chimica in tutta l'isola che si appresta ad una chiusura quasi totale, poi con le servitù militari che in Sardegna interessano oltre 35.000 ettari di territorio, il che significa che il 70% dell'intero apparato militare italiano è consegnato su quest'isola, e questo già di per sé è una forma di colonialismo che non possiamo più tollerare, perché tutto questo va basato in un unico contesto che è rappresentato da un rapporto di subalternità del nostro popolo nei confronti dello Stato italiano, da un rapporto di sfruttamento del nostro territorio ad opera dello Stato italiano, dove gli interessi del nostro popolo non contano niente, dove contano soltanto interessi che sono estranei e dove non vengono rispettati i nostri bisogni. Ora, questa è una battaglia che noi possiamo vincere se ci sarà la partecipazione popolare, come sono state vinte altre battaglie. E qui portiamo l'esempio, per esempio, di Pratobello, dove 2500 persone si sono opposte alla creazione di un poligono militare, occupando il territorio per una settimana, e la Stato italiano ha portato dietro, e non hanno più propositi, perché la popolazione si opposta ad un atto che era impopolare, perché voleva sottrarre le terre, e ancora a chi? Ai pastori, agli agricoltori, e in quel caso è stata determinante la partecipazione popolare. Ma non ultima, ricordiamo anche la lotta contro le cave a cielo aperto, tutte battaglie in difesa del territorio, in difesa della salute della nostra gente, che sono state vinte perché la gente ha detto e ha voluto essere protagonista, non ha accettato passivamente che qualcun altro decidesse per noi, decidesse sulla nostra terra. E dunque, noi oggi siamo qui perché non possiamo abbassare la guardia. Teniamo presente intanto che le regioni non sono competenti in materia di tutela ambientale e in materia di tutela della salute dei cittadini. Pertanto lo Stato italiano potrebbe decidere di importela la centrale nucleare. Qua si inserisce il discorso del referendum, perché il referendum ci dà la possibilità di esprimere il dissenso, un dissenso che in caso di vittoria del sì contro il nucleare non può non essere tenuto in considerazione. Quando Sardegna Nazione ha iniziato a raccogliere le firme, sapeva di interpretare un sentimento comune e condiviso dalla stragrande maggioranza dei sardi, indipendentemente da quella che è la fede politica, perché il nucleare colpisce tutti in maniera trasversale. E allora abbiamo raccolto queste firme, abbiamo detto questo referendum per fornire al popolo sardo uno strumento pacifico, civile e democratico, per affermare un principio di sovranità, per affermare che su queste questioni deve essere interpretato il nostro popolo e non possono essere altri a decidere per noi. Alla regione chiediamo di rispettare quelli che sono gli accordi che sono stati presi nel momento in cui abbiamo deciso di andare a votare nella primavera del prossimo anno, ovvero la regione deve pubblicizzare questo referendum, deve portare il referendum nelle case di tutti i sardi, e se sarà necessario noi saremo pronti a mobilitarci, saremo pronti a portare questa via della Barbiania in ogni luogo che sarà indicato come possibile sito adatto ad accogliere le scorie nucleari.
Non ultimo, attenzione, che chi dice non le faranno mai in Sardegna. Intanto il Sole 24 Ore del 25 agosto ha indicato il Sulcis e ha indicato Cirra. Non ultimo, e non meno preoccupante, la notizia che a Porto Torres sta arrivando una nave carica di tonnellate di materiale di scarto dalla lavorazione delle tirene, il POT, un olio che non è riciclabile, un olio altamente cancerogeno. E questo ci fa preoccupare, perché? Perché è possibile anche che lo Stato italiano, servendosi della crisi dell'industria, possa voler trasformare zone industriali come quella di Porto Torres, in vista dell'applicazione di una politica nuclearista, in depositi di scorie radioattive. Ecco perché dobbiamo tenere alta la guardia. E i nostri politici molto spesso non si rendono conto che noi non possiamo accettare di barattare la nostra dignità in cambio di qualche posto di lavoro. Non è possibile, la modernità e il futuro non vanno nella direzione del nucleare, la modernità e il futuro vanno nella direzione di un riassesto del territorio, di un progetto economico, energetico, che dove al centro ci siano i reali interessi della gente e non di politici affaristi, non di tutte quelle imprese che vanno ad accaparrarsi gli appalti per la costruzione delle centrali nucleari, non degli amministratori delegati di imprese potenti come Enel, che riceveranno quantitativi enormi di denaro pubblico per la gestione del business nucleare. Tutto questo lo dobbiamo iniziare a considerare semplicemente inaccettabile. E quindi oggi questa giornata rappresenta una partenza per dire che noi vogliamo essere protagonisti. E l'ultima cosa la voglio dire proprio sul discorso del settore dell'agropastorile, che è stato danneggiato, che oggi subisce i danni di scelte economiche degli anni 60, che oggi con i giusti investimenti, con i giusti interventi potrebbe essere ancora rilanciato, potrebbe diventare il motore